stavo dicendo buongiorno, poi mi sono reso conto che la situazione era un pochettino così, eh. Allora, cari amici, ben arrivati anche oggi all'appuntamento del mercoledì delle 18 col vostro Marietto Veneziano. Per chi passa per la prima volta da queste parti, vi ricordo che il vostro Marietto ha fatto più di 1400 pillole sul canale, e 1400 pillole che parlano di magia, esoterismo. Ultimamente ho il dente avvelenato con questi venditori di criptovalute un pochettino, come si suol dire, birichini. E quindi ho fatto 3 pillole che riguardano non molti, ma alcuni miei clienti che sono stati raggirati, alcuni si sono fermati, come si dice, in tempo. Ma prima di iniziare le simili interrogazioni vi ricordo sempre il nome, la data di nascita, la domanda un po' corposa, non la sola domandina mi ama, non mi ama, se arriva l'amore, ma dovete scrivere qualcosa di importante. Se avete già fatto una domanda per 3 o 4 mesi non potete più rifarlo, oppure la fate ma non vi rispondiamo per il semplice fatto che se no le sibille si ubriacano, e quindi come si suol dire, dobbiamo dare spazio anche alle persone che non ci conoscono. Il Degarda sapete che c'è al lunedì e al venerdì, sapete sempre che il Degarda è sempre operativa, c'è anche alle 21:15 venerdì e lunedì. Questo è il numero di telefono del Degarda. Se volete fare dei consulti con il Degarda professionali, sapete che questo qua è il suo numero di telefono e siete sempre ben invitati. 20 euro 45 minuti. Poi sapete che adesso devo dire le solite cose, che il vostro Marietto e il Degarda dal 2015 hanno fatto un sito di radionica, radiestesia, diciamo che a livello nazionale è tra i più battuti. Ogni mese più o meno 2-3 mila persone vanno a scaricare circuiti radionici, guardanti radiostesici, già più di 2 milioni e 400-500 mila circuiti radionici e quadranti radiostesici sono stati presi gratuitamente. Quindi il Degarda Marietto Veneziano hanno dato all'Italia una grande mano. Questo non lo dico io, lo dicono chi mi contatta per consulti e mi dice grazie della tua generosità, perché ci hai dato la possibilità di capire cos'è la radionica in modo gratuito. Poi chiaramente il Degarda Marietto Veneziano non vivono solo di donazioni, cioè che non regaliamo solo, ma sapete anche che abbiamo una sezione shop con il talismano, l'amuleto magico, che è una forza che si può acquistare per 150 euro più 10 euro di spedizione, in cui ci sono 8 protezioni radioniche, 8 protezioni molto potenti che difendono chi chiaramente ce lo commissiona. Poi non facciamo solo questo, ma andiamo oltre. Abbiamo anche i fantastici sigilli di Salomone, sono 44. In teoria bisognerebbe averli tutti per avere una protezione totale, oppure se ne compra alla bisogna. Costano 150 euro più 10 euro di spedizione. Ci sono 44 sigilli di Giove, Luna, Marte, insomma tutti i pianeti di Salomone. Poi, visto il periodo molto particolare, visto che forse qualcuno non se ne sarà accorto, ma l'Europa è in guerra con la Russia, lo ripeto, forse qualcuno se ne sarà reso conto, ma l'Europa è in guerra con la Russia, e non pensate che l'Ucraina sia la prima, perché bisognerebbe essere caduti a seggioloni piccolini per credere che i russi si fermeranno in Ucraina. Infatti molti ucraini lo dicono: guardate che oggi li fermiamo noi, ma domani toccherà a voi. E quindi chi più di Mosè, che era non solo un profeta, non solo un mago, ma anche un generale militare che ha creato dei sigilli ad hoc proprio per la protezione della casa e della famiglia. Quindi il Degarda Marietto Veneziano propongono anche questi stupendi strumenti per la protezione, per quello che arriverà. Quindi se dovessero arrivare i russi, che Dio non voglia, ma purtroppo sarà così,
Chiaramente chi a livello eterico si sarà già protetto sicuramente avrà meno problemi. E al venerdì sera, per quelle persone che si sono affidate a noi, il Decano Mediatore Veneziano eseguono le pulizie radioniche, si toccano tantissimi punti in cui praticamente si va a pulire il corpo eterico della persona, della casa e quant'altro. Quindi ogni venerdì sera, finito le sibille o il sabato mattina, a dipendenza perché abbiamo tantissime persone che si sono affidate a noi per le pulizie, chiaramente noi agiamo. E nei casi un po' più complicati, ad esempio sul lavoro, se uno ha un'attività, se uno è sotto attacco, no? Il Decano Mediatore Veneziano propongono dei riti propiziatori su misura. Vi ricordo che un rito per avere un massimo di potenza deve essere fatto per 9 mesi. Se sentite gente che vi propongono riti mordi e fuggi, un colpo dopo 40 giorni ti risuscita i morti, ti cammina sull'acqua, insomma quelle cose da New Age, una pacca sulla spalla, le paroline magiche, l'assalto alla quinta dimensione. Capite che io dal 2012 che sparo in internet che i russi ci avrebbero attaccato, mentre questi dicevano che io dicevo favole, alla fine il gas, quando ce lo toglieranno capirete cosa stava dicendo Moretto Veneziano, quando vi troverete bollette al posto di 300 euro di 800-900 euro. Quindi anche qui riti operativi, propiziatori che vanno ad aiutare la persona, la ditta, l'attività, insomma tutto quello che accarezza e accompagna l'attività e bisognerebbe farne uno al mese per avere dopo 9 mesi carico il corpo eterico in modo molto importante. Quindi questa è la paletta di come si dice, servizi che non sono gratuiti, bisogna fare anche un consulto per valutare i vari prezzi, le varie tempistiche e via dicendo. Chi le smetti di leccarti il braccio. Bene, adesso ho detto questo, possiamo tranquillamente passare alle sibille. Alle sibille vediamo un po' le domande. Chiaramente salutiamo i nostri amici, il nostro Pierluca. Ciao Pierluca, grazie di essere con noi. La Maria Gesualdo, Giampi, la nostra Milena, che fa sempre piacere che siano con noi e via dicendo. Allora, e vediamo un po' la Milena che da Facebook, mi raccomando, amici di Fessi devono iscrivere alla piattaforma. Cosa ci domanda la Milena? Nostra carissima amica Marietto, puoi vedere se entro in graduatoria nel concorso del 3-5? Vediamo un po'. E Milena c'è presente. Mi raccomando che quando vi chiamo dovete dire che ci siete, se no passo al prossimo. Bene, vediamo un po' per la nostra Milena che ha fatto il concorso, presumo, del 3-5-22 e lei è del 71. Bene, vediamo un po' cosa ci dicono le sibille per la nostra Miri. La nostra Miri che voilà, vediamo un po', vedete che abbiamo cambiato anche la tovaglia e via. Vediamo per la nostra Milena cosa dice se entra nel concorso, nella graduatoria, come è andata a finire. Sibille, ditemi per Milena come andrà a finire per la graduatoria. Allora, disgrazia e allegria. Queste sono due carte che una è praticamente all'opposto dell'altra. Disgrazia sembra che ci sia qualcosa che va a fuoco, qualcosa che un blocco totale, però allegria è esattamente l'opposto. Sembra un pendolo, no? Sembra che un momento sei su e un momento sei giù. Quindi lasciamo alla stesa completa dire come andrà a finire la cosa. Per la graduatoria di Milano. Sei una donna forte, Milena, tu. Un po'. Allora, Mili, vediamo un po' la nostra Milena da Face. Allora, mettiamola a favore di camera,
così che... Guardiamo un po' la situazione della nostra Milena. Vediamo un po' per questa graduatoria. Allora, se è una donna forte, vedi, c'è la speranza e la fedeltà e anche il militare. Sono tre carte che giocano tutti dalla tua parte, perché sei una donna piena di energia, una donna che non molla mai, una donna che non si arrende, una donna che si impegna. Però nel passato, perché questa è la linea del passato, ci sono state situazioni veramente impegnative. Vedo che hai dei rimpianti, ci sono dei forti rimpianti, no? Quindi tu come donna, come persona, sei una donna valorosa, una donna che ha costanza, perché poi in futuro qui vediamo la costanza, però ci sono stati dei momenti in cui o sei stata osteggiata o sei stata bloccata e hai dei rimpianti, quasi un funerale. Nella linea presente per il concorso io vedo che sei molto orgogliosa, nel senso positivo, e vedo che anche tramite forse un'amicizia, insomma, la linea presente è estremamente positiva, vedi? L'omaggio prezioso, il bambino che porta sempre belle notizie, un'amica molto probabilmente ti porterà delle belle notizie. Poi vedo nel futuro che riceverai una lettera importante, perché, come si suol dire, vedo la stanza è sempre il luogo dei buoni uffici, il luogo dei buoni affari, e vedo una persona, uomo, o tu magari che stai pensando, e poi ti vedo fortunato, vedo una donna fortunata e tu stai aspettando questa convocazione, cioè, questo che mettiamo bene a favore di camera perché c'è il sole, vedi? Tu che aspetti, ma ci sono due carte prima del tuo belvedere che è fortuna e amore. Quindi a me sembra che la graduatoria sia molto vicina, cioè queste sono tutte carte bellissime, fortuna, amore, la stanza, la raccomandata. Secondo me o ci entri a piedi uniti o ci vai vicinissimo, perché qui tu aspetti una conferma. E vediamo il risultato finale. La tua forza, Milena, qui c'è la carta della costanza che parla da sola, cioè nel senso sei una donna virtuosa. Poi hai parlato anche con parecchie persone, però sembra quasi che tu abbia paura di perdere questa cosa qua. Ma secondo me in graduatoria c'è una grandissima possibilità, o ti avvicini o ci entri, perché vedo che hai paura di perderla, però allegria, gran consolazione, cioè sembra quasi che siano una risposta positiva, perché non c'è una sibilla, ma dico una che sia negativa. Solo tu che sei un po' dubitosa qua e un po' qui che hai paura di perdere questa grande occasione. Ma tutte le altre sembra che c'è qualcosa di buono che sta arrivando per te. La stanza, la fortuna, l'amore, qui l'omaggio prezioso, il bambino che porta... Se dovessi dire come... se dovessi guardare questa, non c'è una, a parte nel passato che effettivamente sembra che hai avuto un passato impegnativo, ma il futuro è più una cosa tua soggettiva, che vedo che ti metti forse in mente te qualcosa di negativo, ma tutto il resto sembra che le sibille ti vogliono dire che o entri in graduatoria o ci vai vicinissimo, Ok, andiamo avanti. Quindi tieni duro, se non è questa volta ci sei proprio pelo, però ci sei impegnato bene, Milena, brava, complimenti, c'è impegno e via. Adesso vi ricordo che chi fa la domanda nome, data di nascita e la domanda che sia corposa. Ad esempio, l'Anella, vedi Nella, ciao Marietta, gentilmente puoi vedere dopo questo avvicinamento di Raffaele riprenderà il nostro rapporto. Io e Raffaele quando è nato, capite? Questo non va bene. Andiamo avanti. Andiamo avanti e vediamo. Quindi Nella, fai una domanda cristiana. Ecco, nome latinale. Vediamo qui la Gaia. Ci ha Marietta una domanda. Migliorerà la mia vita sentimentale con Ivan? Allora, abbiamo un Ivan dell'87 e una... Allora, no. Ivan... Allora, non ho ben capito. Allora, Ivan... No, ho capito. Gaia dell'87 e Ivan del 78. Riprendiamo.
Nella, hai saltato, dovevi essere precisina, rifai la domanda, Nella, per cortesia. Allora, la Gaia, la EI è dell'87 e Ivan è del 78, grazie, Gaia ci sei. Allora, allora, Gaia, adesso ti faccio delle domande precise. Prima di tutto, sei fidanzata con lui? Se non sei fidanzata, se lui è single, se tu sei single, devi dare aggiungere qualcosina, perché ad esempio la Milena è una nostra amica che ci segue, via dicendo, conosciamo bene la sua situazione, ma tu sei forse la prima volta che ti leggo, almeno io personalmente, e dovresti arricchire un po' di più. Ad esempio, siete tutti e due single, fidanzati, cosa è successo? Così io riesco, perché se mi esce la donna maritata, no, magari la vicina di casa che vi porta il caffè o magari la mamma che vi vuole mettere il bastone fra le ruote. Quindi, Gaia, aggiungi qualcosina, siete single, sposati, non so, dimmi un po'. Vediamo un po'. Eravamo fidanzati, ecco, quindi non ci sono figli, giusto? Perché giustamente la Gaia aggiunge, eravamo fidanzati, ora siamo amici stretti. Vediamo un po'. Non so. Andiamo avanti con la nostra Gaia, che sono rimasti amici stretti. Voilà. Gaia e Ivan, che sono amici stretti, vediamo un po' cosa succede fra loro due, adesso sono amici stretti. Achille, la smetti che sono in diretta e tu ti direi che la zampetta non va mica tanto bene. Scusate, ma c'ho l'Achille che è il cane mio di Hilde che si lecca la zampetta. Gaia, qua la situazione, cosa mi hai combinato qua? Qui c'è delirante, qui sembra quasi che si è detto tutto il contrario di tutto e poi c'è un'amica che si è messa in mezzo, non so se è un'amica vostra che si è messa in mezzo a dire tutto il contrario di tutto, insomma sembra quasi un casino qua, più che altro perché i deliranti, nervosismo, gente che dice tutto, poi l'amica che non si capisce bene, questa qui perché si è messa in mezzo. Ma andiamo avanti, vediamo un po' la nostra Gaia. Qua, ai. Oh là, scusa. Allora, ma Gaia, qualcuno di voi due ha figli? Puoi rispondermi a questa domanda perché ho visto una donna con dei figli e non vorrei che magari... vediamo un po' cosa mi dici. Allora, no, nessun figlio. Allora c'è la donna maritata. Vediamo un po'. E vediamo un po' di guardare insieme Gaia. Allora, qui nel passato vedo che qualche bugia c'era. C'era anche del buon sentimento. Avete magari anche messaggiato, comunicato molto, però c'erano dei segreti. Guarda Gaia, Ivan o tu avevate dei segreti e vedo che c'era un maschietto che vi spiava. Quindi... Allora, la Gaia dice che 1000 animali, brava Gaia, sei come me, e non ha nessun figlio, bene. Allora, aspetta un po'. Voilà. Allora, qui nel passato qualche bugia, Gaia, poi vedo che c'è qualcuno che vi spiega, c'era qualche segreto. E fino a qui va bene, ma la linea è presente perché tu dici a livello sentimentale migliorerà la tua vita con Ivan. Vedo che c'è una nemica. Potrebbero esserci dei momenti in cui magari la vostra compagnia, la vostra amicizia potrebbe nascere qualcosa. Tu sei molto dispiaciuta, no? Però vedi, c'è una donna che si è messa di traverso e ha combinato un macello. Anche nella linea presente. Qui nella linea presente vedo che c'è un grande problema. Una donna che purtroppo vi ha combinato dei disastri. Vedi? La nemica e poi come si suol dire,
il blocco. Quindi attenzione Gaia, perché ti vedo anche molto triste, giù di morale, insomma un periodo nero nella linea presente. Ma nel futuro sembra che lui, che mi sembra più un tipo che gli piace più prendere che dare, gli piace più prendere che dare, vedi qua, lui a livello sentimentale. E tu sei una donna forte e sembra quasi che se adesso sembra tutto morire, tutto un po' andare in cantina, nel futuro vedo che tu sei speranzosa, no? Però c'è un però. C'è un però perché, vedi, tu lo stai aspettando, vedi qua, c'è molto probabilmente qualcosina interessante e vedo che qua tu hai delle buone possibilità di ritorno, però vedi c'è il Gran Signore, potrebbe essere anche lui, ma potrebbe essere anche Nano Entry. Quindi adesso a bocce fredde, visto che non conosco la Gaia, è la prima volta che la leggo, no? Io vedrei qua che attualmente la situazione è estremamente difficile perché abbiamo la nemica, il blocco, la prigione, tu che sei giù di morale manicomio. Nel futuro sembra o una persona nuova sul posto di lavoro che insomma è valida, no? E vedo te speranzosa, vedo anche qualcosa di importante fra voi due. Ti vedo molto speranzosa, forte e lui è più grande di te, ti vorrà bene. Non so se l'Ivan, perché se fosse l'Ivan e qua la situazione è un viaggio, un cambiamento, gelosia, tu che piangi per colpa di una donna sposata. Allora, la situazione è così. O questo gran signore che abbiamo visto prima è un'altra persona che incontrerai, no? Che si è intrufolato al posto di Ivan, però dopo ci sarà un cambiamento, gelosia, nervosismo, tu che piangi per colpa di una donna maritata, molto probabilmente. Magari questo gran signore non viene da solo, viene con una moglie, con dei bambini. Però nel futuro prossimo vedo che o sul posto di lavoro o un libero professionista, no, avrà a che fare con te e c'è qualcosa di estremamente positivo. Non so se Ivan è un libero professionista, però vedo che qualcuno di grande ti vorrà bene. Poi però ci sarà un cambiamento, gelosia, tu che piangi tantissimo e c'è una donna maritata che praticamente bloccherà la cosa. Quindi io direi così, adesso fra tu e Ivan non c'è niente da fare proprio perché è tutto bloccato, c'è una donna che vi ha messo i bastoni fra le ruote. Nel futuro prossimo, i prossimi mesi, o sul posto di lavoro o un libero professionista, conoscerai qualcuno di importante per te nella vita e vedo che lo stai aspettando e c'è costanza, lui è una persona valida, un gran signore, più grande di te. Poi però ci sarà un cambiamento, forse dovuto a un viaggio, gelosia, pianto. Quindi se la domanda è solo Ivan, a me mi sembra che entri in scena un'altra persona e purtroppo sarà bello, no? Vediamo. Io sono libero professionista e lui è responsabile in un'azienda. Allora potrebbe essere lui. Allora, vedi, Gaia, vedi che se si mettono giù le domande fatte bene si riesce a capire meglio, no? Allora, molto probabilmente lui, qua potrebbe essere lui che rinasce una fiamma, però dopo vedi viaggio, gelosia, piangi. Allora, se la domanda è più completa, perché sennò vedete escono delle figure che non si riesce a capire bene. Quindi, secondo me, allora, con questa domanda, con questa piccola aggiunta alla domanda, molto probabilmente lui sembra che si ricucisca, no? E lui l'età in più di te ce l'ha, no? Qualche anno più di te ce l'ha, e quindi potrebbe essere lui, però attenzione che poi ci siamo ancora o per colpa di un viaggio o per colpa di un cambiamento, vedi, gelosia, dispiacere e quindi sembra che la cosa si smonti ancora. Quindi Gaia, resisti, sappi che gran parte dei tuoi problemi sono dovuti a una donna che vi ha attaccato, ti sta attaccando attualmente ancora, questo
st'unione, blocco, tu che sei giù di morale tantissimo, lui che ti sta guardando e sembra che rinasca qualcosa nei prossimi mesi, tu che lo aspetti e poi sembra che nasca qualcosa, però ancora, vedi? Qui Gaia bisogna fare qualcosa a livello esoterico perché questa donna che ti ha attaccato te ne ha fatti tutti i colori. Si è visto proprio, c'è una nascosta. Bene cari amici, il vostro Marietto vi ricorda che adesso abbiamo fatto delle domandine, non riesco a farne un'altra. Quando fate le domande deve essere sempre belle e precise. Ad esempio, la domanda della Mercedes, vedete, per lavoro 76 Capricorno, ma dove siamo? Al cinema, o fate le domande fatte bene oppure santo. Ricordatevi sempre. Allora, Sinella, però capisci che io avrò centinaia di clienti al mese, capisci anche a te, consulti al mese, capisci che non mi ricordo di tutti, no? Perché giustamente tu... ok? Bene, cari amici, vi ringrazio. Quindi Mercedes devi fare la domanda fatta bene per la prossima volta, il prossimo mercoledì, oppure abbiamo, ve lo ripeto, lunedì e venerdì il De Garda che capite, fa le sibille, capite? Come si suol dire, come me, gratuite, casomai per un consulto. Bene, cari amici, io vi ringrazio, grazie di essere stati qui con me. La prossima volta domande ben precise. Io non mi posso sempre ricordare di tutti perché ho tantissimi committenti. E alla prossima. Ciao a tutti, ciao e vi aspetto comunque, come ho già detto, lunedì sera con il De Garda o venerdì sera 21:15 a chi non ho risposto. Grazie, alla prossima, ciao amici.